Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Giro podistico città di Pordenone, ancora terreno di conquista per l'Africa che corre. La 40ª edizione della competizione su strada, 23esimo Memorial Luigi Ferrario, non tradisce il suo livello internazionale e registra i successi di due atleti keniani, Rogers Maio in campo maschile e Luci Maviamuli tra le donne. La corsa pordenonese, organizzata dall'Atletica Bruniera Friuli Intagli, con Ezio Roveri in cabina di regia, il comune di Pordenone e in collaborazione con la locale associazione Carducci, assegnava i titoli regionali per le categorie assolute ed era valida come quinta prova di Coppa Pordenone Gran Premio Oro Gildo. Non sono sport ma anche storia, cultura e arte di una città di rara bellezza e a misura d'uomo. Pordenone è uno scrigno di offerte di ogni genere. Stavolta il cadeau è un concentrato di gioventù rampante e campioni già affermati, ma al di là di questo, se non è zuppa è pan bagnato e il continente nero che aveva dettato legge lo scorso anno con i burundiani Jean-Marie Niomukiza e Francine Niomukunzi ripete il copione. Le tre nervose tornate per un totale di 5.000 metri vengono letteralmente divorate dai migliori che scremano il gruppo e restano in tre a giocarsi il podio. Rogers Maio ed Edwin Kiptu, podistica Torino, ed Eric Riungu, atletica Saluzzo, finiranno nell'ordine. 14 e 16 il crono del vincitore. 3 secondi meglio di Kiptu e 16 in meno di Riungu, che aveva mollato in precedenza. Il primo degli umani è stato Paolo Zanatta, M35 della Treviso Atletica, sesto assoluto in 15 minuti netti. Un concentrato di classe e cuore che non si spengono con l'avanzare degli anni, mentre settimo termina il primo atleta regionale, Omar Zampis di Primulacco, accasato all'Assindustria Padova, e nono Tobia Beltrame della Trieste Atletica. Sentiamo quello che ha detto Zanatta all'arrivo. Zanatta, cioè, avevi tutta l'Africa davanti, è quella che conta, però hai fatto una buona prestazione. Esatto, mi do anche meno di buona, mi do appena la sufficienza più, perché sono partito troppo lento, perché sono distanze che adesso tornando dall'altura sono ancora un po' imballato, faccio fatica su distanze corte. Se erano 10 ero più competitivo sicuro, però sono molto contento anche perché sono venuto qui col pensiero alla famiglia a casa, ho la fidanzata che sta male, è stata male, devo essere qui oggi e quindi dedico a loro questa prima posizione per gli italiani e alla mia figlioletta Sofia. Tra le donne c'è stato da lustrarsi gli occhi al cospetto della 23enne Luci Maviamuli, GS Lammari di Torino, che ha messo subito in chiaro le sue intenzioni, andandosene a ritmi maschili, insostenibili anche per l'altra keniana, Veronica Nieri Maina, GS Il Fiorino. La sua vittoria è stata limpida e il crono finale importante su un tracciato tecnicamente impegnativo, pieno di curve a gomito e strappi, 15,48 contro 16,18 della seconda. Poi gli applausi più scroscianti hanno accolto l'arrivo della 25enne Rebecca Lonero dell'Atletica Vicentina. Un terzo posto imperiale il suo, conquistato in 16,26, che ha lasciato giù dal podio un'altra keniana, Lena Jerotic. Quinta piazza per la veneta Michela Moreton, Atletica Ponzano. Decima, prima atleta regionale e campionessa del Friuli Venezia Giulia di corsa su strada, Giulia Montagnin, Bruniera Friuli Intagli, seguita in 13ª posizione dalla compagna Glenda Basei e in 14ª dall'udinese del Malignani Libertas, Federica Modesto. Gli altri titoli regionali femminili sono andati a Samantha Mattiussi, Malignani Libertas nella F35, a Jessica Calaz, Atletica Buia nella F40, a Martina Turco, Atletica 2000 nella F45, a Valentina Bonanni, Bruniera Friuli Intagli nella F50, a Marilena Dallanese, Atletica Aviano nella F55, a Grazia Bracchetti, Ialmico Corse, nella F60, a Maria Teresa Andreos, Alzano Runner, nella F65. Sentiamo Rebecca Lonera, prima italiana al traguardo. Sono contenta della gara, anche perché questo secondo me è un percorso abbastanza muscolare e in più sono appena tornata da un meeting in altura perché stavo preparando diverse gare, tra cui anche una mezza maratona, quindi sto allungando. Ecco.
Beh, un padrone che ha accolto però la vincitrice, perché Sì, no. non si dimentica. No, infatti mi sono trovata sempre bene qui e penso che ritornerò anche l'anno prossimo. C'erano tutte le categorie in gara, con un succedersi impetuoso di partenze e arrivi, per chiudere con i fuochi d'artificio accesi dai top runner e un pubblico caloroso a sostenere tutti, che hanno reso l'indimenticabile il pomeriggio pordenonese. Nella manche riservata a Master 35, 40 e 45 ha vinto in volata Mattia Rizzo, M35 dell'Atletica Leone San Marco, in 16,38 davanti a Fabio Stefanutti, Atletica Buia, 16,39 e Giovanni Iommi, Livenza Sacile, 16,44. Primo della M45 e vincitore del trofeo in memoria di Luigi Ferrario, mentre nella M40 ha tagliato per primo il traguardo Giacomo Bruno dei podisti Cordenons. Nei Master 55 e oltre, che hanno corso assieme agli allievi, Fabrizio Casagrande, M55 del Cimavilla Running Team, ha regolato i pari categoria Ivano Marcon, Atletica Agordina, e Giuliano Bisol, Associazione Pavanello. I campioni regionali sono Cristian Turolo, Athletic Club Apicilia nella M50, Giovanni Chiarotto, podisti Cordenons nella M55, Roberto Moretti, Atletica San Martino nella M60, Giuliano Poser, Livenza Sacile nella M65, Brunello Pagavino, Ialmico Corse nella M70, Delfino Zuin, Atletica San Martino nella M75. Le parole del vincitore della Manx Master 35, Mattia Rizzo. Sentiamolo. E niente, oggi puntavo a restare con i migliori. Domenica scorsa a Villa d'Arco ero riuscito ad arrivare a pochi secondi da Iommi e avevo lui come riferimento. In più terzo incomodo si è messo anche l'atleta del Rovigo e ci ha reso vita abbastanza difficile perché tirava parecchio anche lui. Comunque dai, bene, alla fine è stata una gara tiratissima, soprattutto in partenza, e quindi sono molto contento così. Complimenti a Iommi perché ha fatto un ritmo pazzesco, praticamente quasi sempre da solo. Sono riuscito a superarlo agli ultimi 400 metri, quindi bene dai, complimenti a tutti quanti. E ora i vincitori delle altre categorie. Allievi Giuseppe Sani, GS Quantin, Juniores Alessandro Gasparotto, Bruniera Friuli Intagli e Michela Moreton, Atletica Ponzano. Promesse Michael Sirbu, GS Quantin e Miriam Sartor, Atletica Ponzano. Cadetti e cadette, Gassan Sabar, Silca Vittorio Veneto e Alessia Dalben, podisti Cordenons. Ragazzi e ragazze, Mirko Munini, Libertas Porcia e Arianna Dei Negri, Atletica Silca Conegliano. Esordienti 5-8 anni, Nicolò Romanin, podisti Cordenons e Giulia Endrigo, Dolomiti Friulane. Esordienti 10 anni, Manuel Rizzo, Libertas Casarsa e Lucia Fossua Ampadu, Libertas Porcia. Le gare precedute dai motostaffettisti del gruppo dallanese e descritte da Giovanni Viel erano iniziate con le colorate manche degli esordienti in un continuo crescendo di emozioni e colpi di scena. La parola a Lucio Poletto, vicepresidente della FIDAL regionale. Comitato regionale orgoglioso di queste manifestazioni, sono manifestazioni importantissime che oltre a quello che è il discorso valenza dal punto di vista della prestazione degli atleti che vi partecipano, perché ovviamente li troviamo validi in tutte le categorie, una qualità altissima dunque, ma anche il termometro della manifestazione, che è altissimo dal punto di vista della struttura, come viene posta in essere questa manifestazione, ma soprattutto anche dal punto di vista tecnico per quelle che sono le caratteristiche e l'ambiente gara. Comitato regionale che plaude giustamente sia alle società organizzatrici in questo momento particolare. Ricordiamo che è il secondo anno di pandemia, è difficilissimo organizzare, i protocolli sono sempre più precisi, attenti, ma soprattutto restringenti di quelle che sono un momentino le possibilità esplicative dal punto di vista della manifestazione a 360 gradi. E quindi si attengono ovviamente a questi dispositivi, alla fine riusciamo a organizzare manifestazioni grandissime e diamo modo ovviamente anche agli atleti di propendere per quelle che sono un momentino le loro caratteristiche abitudinarie, perché in questo settembre, e ci accingiamo a finire la stagione giustamente sia con la strada, passiamo per la corsa in montagna, ricordiamo domenica prossima ci saranno gli europei Master a Tramonti
E poi incomincia il momento delle mezze maratone, parliamo ancora qui a Pordenone, la maratonina di Borghi, poi andiamo a Udine con il 3 ottobre, la maratonina di Udine, e poi ovviamente maratone e quant'altro, quindi un finale di stagione interessantissimo dove il comitato regionale è sempre attento, sarà sempre presente e sempre di supporto ovviamente a coloro che organizzano. Il grazie non è solo per queste tipi di manifestazioni che andranno a fare, ma per quanto le società stesse propendono all'interno di quelle che sono le gare con i loro atleti. Quest'anno il Friuli Venezia Giulia ha messo in campo tantissimi atleti di alto livello su tutte le discipline e quindi il grazie va soprattutto a questi atleti, il grazie va ai tecnici che li stanno preparando in maniera encomiabile e soprattutto a tutta la struttura che li segue a 360 gradi proprio perché riescano a mettere in campo situazioni importanti e avvalersi di quelli che sono i migliori risultati per poi mettersi in graduatoria anche a livello nazionale. E quindi da parte nostra, ripeto, il grazie a 360 gradi per tutti quanti e buon finale di stagione. Pioggia di medaglie per il gruppo sportivo Natisona ai campionati italiani CSI di Grosseto. Il team è presente con 8 atleti alla rassegna tricolore: Alessandro Alfè, Paola Carinato, Emanuele Lorenzo Brugnizza, Gabriele Kleber, Fabio Roiatti, Fabio Visintini e Valentino Giuliani, accompagnato dall'allenatrice Paola Penso, ritornato nelle valli con 5 medaglie d'oro, 7 d'argento e 1 di bronzo, conquistando l'8° posto del medagliere per società. Nella categoria amatori B, Alessandro Alfè si è classificato secondo nel peso e terzo nel giavellotto. Scontata doppietta 400-800 metri nei senior per Emanuele Brugnizza, che nel doppio giro di pista con 1.57.39 ha stabilito anche il nuovo record italiano CSI. Non è stato da meno il fratello Lorenzo negli junior. Doppio oro 400-800 metri e argento per il compagno Valentino Giuliani, secondo su entrambe le distanze. A completare la trionfale trasferta a Maremmana ci hanno pensato l'allievo Fabio Visintini, secondo sui 1.500 e sugli 800, e la veterana A Paola Carinato, prima nel peso e seconda sugli 800 metri e nel salto in lungo. Nello sport ci vuole solidarietà, ma non sempre la voglia di aiutare l'avversario, di condividere con lui una sconfitta vengono spontanei. Spesso, soprattutto ad alti livelli agonistici, prevale la competizione e la voglia di vincere. Un buon esempio però viene dai runner. Arriva spontaneamente e il gesto resta nella memoria ed entra a far parte di quei momenti che elevano chi li fa. Al trofeo Gortani di Ovaro, Stella Dallio, allieva della Carni Atletica, vede Clarissa Di Giorgio, maratona delle Città del Vino, in grande difficoltà. Si avvicina, la incoraggia, la prende per la mano e assieme tagliano il traguardo. È doveroso, ha detto il presidente della Maratona delle Città del Vino, Manlio Ballock, evidenziare la sportività dell'atleta carnica, frutto di insegnamenti di grande valore morale ricevuti dai tecnici e dalla società di riferimento. E con questo incoraggiante messaggio noi chiudiamo qui l'odierna puntata. Grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì prossimo.